6 anni, 6 stagioni intere, quindi pensate un po' da quanto tempo non accadeva. Per i ragazzi di Verona, dall'altra parte andiamo a sentire a breve anche le parole di Jacopo Cuttini, primo allenatore della Sonepar Padova, che si è detto soddisfatto. Ottime giocate anche in seconda linea, e quindi si parte, buona gara. Parte Matteo Orioli, spin, lavora su Sani, Christensen a palla in testa, va in pipe dallo stesso Sani. Per ora 2 su 2 battute a cercare Sani, palla corta sullo stesso Sani di nuovo, Christensen in 4 per l'attacco di Keita, sale in cielo. Ancora Orioli, violento su D'Amico, pipe bassa per Sani, ci arriva Masulovic, Gardini contro muro a 3 in contrattacco in diagonale, D'Amico difende, la palla in campo, Orioli appoggia, palla in zona 2 da Masulovic, non chiude, appoggia ancora Diez, altra chance per i break point, pipe per Orioli, Sani difende, Keita da 4 a una mano, Orioli tiene in vita anche questa, Gardini con poca rincorsa, col muro a 2 in diagonale, D'Amico ci arriva, Christensen in salto, fa un mezzo miracolo, Darlan non passa, l'azione non vuole finire, ancora Darlan da 2 in diagonale, principale del Magliano, 12-8, Polo su Keita, ricezione bassa, lo stesso Keita va anche a attaccare da 4, flotta addosso a Diez, palla al centro per Polo, assistenza di Keita, copertura Orioli da 2, passa in campo, attacco indio Orioli, 23-24, secondo punto per Orioli, Darlan a servire, nastro e palla in campo, la stessa rotazione da Darlan al servizio, addosso a Diez, ricezione perfetta di Diez, pipe di Orioli, palla a terra, ma l'applauso è per Diez che ha messo in testa a Todorovic, una botta a 130 a servire, solito lancio con la mano sinistra e colpo con la mano destra, nastro, Diez riceve da seconda linea, Masulovic, muro di cortesia su Masulovic, Christensen a palla in testa, va in 4 da Keita, l'asta si muove, infrazione fischiata a Todorovic che con la mano cambia, non serve più da 5 ma serve da 1 questa volta, addosso a Gardini, deve alzare Diez, Orioli non passa per il muro di Keita, Masulovic più o meno senza rincorsa, pallonetto spinto, Christensen la tiene, Keita salta sopra cortesia, mette palla a terra, fa tutto lui, cortesia stava palleggiando piedi a terra, Keita, Christensen flotta addosso a Gardini, primo tempo anticipato di Polo, Soli va subito a fare 2 parole, forte addosso a Keita, pallata che ci aspettiamo vada a Keita, così è, Keita col muro piazzato, Keita in campo, check chiamato, di nuovo il Magliano per mettere il punto esclamativo alla vittoria di Verona. Keita fortissimo, Masulovic può arrivarci, ci arriva, free ball Verona per vincere la partita, Christensen a palla in mano, in 4, Glazza, palla in campo, cortesia forte addosso a Diez, in qualche modo l'ha presa Todorovic, anzi no, ace di cortesia, 27-25,